Nel Tiguglio i tecnici provenienti da Treviso per lo smantellamento della passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Lavori in corso nei luoghi colpiti dalla mareggiata. Le immagini dei cantieri aperti stanno facendo il giro del mondo. Tour operator americani e russi interessati al Tiguglio, quale meta estiva del 2019. Caso Diamanti, ancora in questi giorni arrivano molteplici segnalazioni alla Diconsum. Attualmente ci sono 222 vertenze aperte per un totale di 6,7 milioni di euro di risarcimenti richiesti. Affidata la progettazione per la messa in sicurezza del Rupinaro a Chiavari, la firma del contratto, a breve le conferenze dei servizi per il rifacimento degli argini e del Rio della Bona. Approvato il primo bilancio post mareggiata di Santa Margherita Ligure. Nonostante i 40 milioni di danni, la Tari scende del 20%. L'unico aumento riguarda le tariffe portuali, invariate le altre imposte. No all'estensione dei confini del Parco di Portofino. La Regione boccia l'ipotesi ampliamento ventilata dal Ministero dell'Ambiente. La Regione promuove il distretto ligure della subacquea per unire tutte le realtà che fanno diving. Intanto, dopo la mareggiata, i fondali dell'area marina di Portofino sono rinati più belli di prima. Un semaforo ancora più intelligente e una sola rotatoria all'altezza del ponte di Caperana. Le soluzioni indicate da Cogorno alla città metropolitana di Genova per affrontare i problemi del traffico. Conciliare i tempi del lavoro con quelli della famiglia si può. Nella giornata internazionale della donna, i progetti e l'esperienza della cooperativa Il Sentiero di Arianna. Rapallo accoglie con soddisfazione il nuovo piano urbanistico varato dalla Giunta della Regione. Andrà a sostituire quello approvato nel 1986 dall'amministrazione Cordano. Tappa a Calvary in Val Fontana Buona per il concorso di idee Liguria Crea Impresa, una possibilità che viene data a chi ha un'idea nel cassetto e vuole provare a svilupparla. Aperta la possibilità di presentare le domande per il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza. Fra dubbi, domande e speranze non ci sono state lunghe code agli sportelli di assistenza fiscale. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tiguglio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, andiamo nel Tiguglio occidentale a Portofino dove sono iniziate le operazioni di smontaggio della passerella pedonale che ha collegato Santa Margherita Ligure e Portofino dopo la mareggiata per permettere l'inizio e la prosecuzione dei lavori di rifacimento della provinciale 227. Vediamo. Si stimano 30.000 passaggi in 3 mesi, un numero nato da un calcolo che tiene conto di turisti, residenti e lavoratori che fa ben capire quanto la passerella pedonale tra Santa Margherita Ligure e Portofino sia stata importante non solo per l'accessibilità della zona, ma anche come attrattiva turistica. Circa 2.000 le persone che hanno calcato il collegamento pedonale nell'ultimo fine settimana. Oggi è stato l'ultimo giorno. La ditta di Treviso inizierà domani mattina le operazioni di smontaggio e termineranno tra 3 giorni. A confermarlo il sindaco di Portofino Matteo Viacava, in contatto con i tecnici dell'impresa che in giornata hanno raggiunto il Tiguglio. Durante le operazioni di smantellamento della passerella, i pedoni potranno transitare sulla striscia già asfaltata al lato mare, mentre gli operai proseguiranno con i lavori sul versante a monte. Si parla del 13 aprile come data ipotetica per la riapertura della provinciale 227. Intanto però il fatto di sapere che i tempi vengono rispettati e che tutti lavorano per ripartire con le proprie attività sta conquistando i tour operator italiani ed esteri ed infondendo fiducia anche nel territorio. Ho visto che è bastato pubblicare la strada asfaltata sui social, quella che va da Santa Margherita a Portofino, per vedere delle reazioni molto positive. Io stesso ho pubblicato una foto che è stata ripresa poi da molti tour operator e agenti di viaggio americani che ci chiedono effettivamente la conferma se sarà riaperta a breve. E questo è l'unico modo per fare informazione, far vedere che riprendiamo le nostre attività e siamo pronti ad accogliere per una nuova stagione eccellente. Vediamo insomma, direi la luce in fondo al tunnel, ecco. Decisamente ci vorrà del tempo per assorbire anche economicamente il danno avuto. Confidiamo naturalmente in una bella stagione con tante anche iniziative che possono dare l'immagine di una Santa Margherita, di Portofino, un po' di tutto il Tiguglio che riparte, che rinasce, più bello di prima, ecco.
E sono in corso i lavori di rifacimento in diversi punti del territorio colpiti dalla mareggiata. Queste immagini, le immagini dei cantieri, stanno facendo il giro del mondo e stanno interessando anche i tour operator che confermano l'attenzione e la volontà di far arrivare turisti sul nostro territorio per il 2019. Vediamo. Buone notizie dai tour operator stranieri. Americani e russi in particolare sono interessati al Tigullio nonostante i danni della mareggiata del 2018. A dirlo è Aldo Verdin, presidente degli albergatori del Levante, appena rientrato dall'LTM di Mosca, la fiera internazionale che mette in contatto domanda e offerta del turismo di lusso. Contatti concreti, dice Verdin, un segnale di speranza dopo il disastro di fine ottobre. In 3 giorni nessun operatore mi ha chiesto a che punto siamo sulla ricostruzione dopo la mareggiata e dopo gli eventi calamitosi di novembre scorso. Quindi questo per me è già un dato positivo. Abbiamo parlato molto di affari, molto di promozione. Gli albergatori sono ottimisti sul periodo di Pasqua e sull'estate. Fino a 20 giorni fa non era proprio così, ma adesso, con i lavori alla provinciale 227 che proseguono a ritmo serrato e l'idea di riapertura al 13 di aprile, i timori lasciano spazio alla fiducia. Secondo me stiamo riacquistando e recuperando il tempo perso, diciamo. È vero anche che stiamo lavorando tutti quanti, imprenditori, albergatori, stabilimenti balneari, stiamo tutti lavorando giorno e notte, quindi io comincio a essere ottimista. Di tutto questo gli albergatori oggi parlano con il ministro Gianmarco Centinaio in visita a Rapallo, ma c'è un altro tema che sta a cuore agli operatori del settore, la lotta all'abusivismo nel campo degli affitti turistici. La richiesta è che venga attuato l'obbligo del codice identificativo che permetterà di distinguere i regolari dagli abusivi. Perché vuol dire molto per una regolamentazione del mercato, che è giusto che sia così, perché è un tipo di turismo che va molto bene, come va bene il campeggio, eccetera, ben venga, però ci devono essere gli stessi doveri, gli stessi diritti per tutti. Speriamo che venga attuato già da quest'estate. Parliamo adesso del caso Diamanti. In questi giorni continuano ad arrivare le segnalazioni alla Diconsum. Attualmente, per quanto riguarda l'ufficio consumatori, lo sportello consumatori della CISL, sono 222 le vertenze aperte, un totale di 6,7 milioni di euro di risarcimenti richiesti. Sentiamo. Qual è la situazione ad oggi? Abbiamo 222 pratiche già inviate alle banche con una richiesta di risarcimento di circa 6,5 milioni di euro. Cifre molto alte. Ti dirò di più, che nel mese di marzo abbiamo già prenotazioni per oltre 80 persone, per l'esattezza sono 82, per un valore di circa 1.850.000, quindi a fine marzo la cifra di 6 milioni e mezzo dovrebbe superare gli 8 milioni. C'è una situazione di sommerso che ora sta venendo allo scoperto. Noi non sappiamo quante persone hanno investito nei diamanti, però stiamo vedendo che giornalmente abbiamo telefonate nelle varie uffici dell'associazione della CISL, sia di Recco che di Rapallo, che di Camogli, che di Sestri Levante, che chiedono appunto appuntamenti per i problemi legati ai soldi che vorrebbero fossero un po' ritornati da parte delle banche. In media una persona quanto ha perso? Noi in questo momento, valutando del 30% con l'importo, il valore che la banca o le banche danno ai nostri associati, hanno un ritorno di circa l'87-90% sulla cifra esposta, quindi perdono ancora un 10%. Voi continuerete a seguire queste pratiche anche nei prossimi mesi? Naturalmente non possiamo sapere per quanto tempo andremo avanti, sicuramente a questa domanda la risposta è continueremo finché ci saranno persone che chiederanno aiuto. Per quanto riguarda i diamanti, che cosa bisogna fare? Chi li ha in possesso? Chi li ha in possesso se li tiene stretti, perché oggi il mercato è molto basso. C'è una grandissima offerta di diamanti e come sapete l'offerta eccede la domanda e quindi il prezzo è molto basso. Significa, come risposta da parte noi, teneteli per 1 anno, 2, 3, 4, perché col tempo il valore sicuramente crescerà. È stata affidata la progettazione per la messa in sicurezza del torrente Rupinaro a Chiavari, è stato firmato il contratto, mentre partiranno a breve con la conferenza dei servizi 2 interventi importanti. Uno riguarda il rifacimento del percorso del Rio della Bona, siamo nel quartiere di San Pier di Canne, altra conferenza dei servizi sarà per il rifacimento degli argini. Parleremo di questo, ma anche del bilancio post mareggiata a Santa Margherita Ligure che ha fissato
le aliquote per quanto riguarda le imposte comunali. Vediamo i servizi. Il primo intervento ad essere cantierabile, l'avvio dei lavori è previsto per fine 2019, sarà la messa in sicurezza del Rio Bona nel quartiere di San Pier di Canne a Chiavari. Il letto del corso d'acqua, che attualmente passa sotto i condomini, sarà spostato più a monte e allargato prima di mettersi nel torrente Rupinaro. Si è concordato con la Regione di deviare il flusso, perché non si può spostare le case o demolirle, viene deviato questo rio, viene poi nuovamente immesso dentro Rupinaro, spostando questo rio di circa una ventina di metri. Gli interventi di messa in sicurezza interesseranno poi anche il Rio Bacezza e il Rio della Moranda. Interesserà invece il muraglione del Civico 11 di Corso Genova, la prima convenzione pilota per la suddivisione delle spese relative alla ricostruzione degli argini del Rupinaro. La stipula del contratto, unico ad oggi in Liguria, verrà esteso per tutte le difese spondali del corso d'acqua, le cui proprietà circostanti saranno oggetto di un monitoraggio. Ringrazio il condominio di Corso Genova 11 che ha prestato molto tempo per questa elaborazione di questa convenzione. Siamo arrivati oggi alla ormai imminente firma, dovrà passare in giunta questi atti propedeutici per poi indire la conferenza di servizi nei mesi di marzo e aprile e arrivare alla conclusione di tutti gli atti entro maggio-giugno. Gli argini sono di proprietà privata, però c'è un interesse pubblico importante della messa in sicurezza. Abbiamo raggiunto questo accordo che è di 80% a carico della parte pubblica e il 20% a carico dei privati, che è stato avallato dalla Regione Liguria. È il primo caso nella nostra regione. Complessivamente per tutto il progetto di messa in sicurezza del torrente Rupinaro sono a disposizione 4.700.000 euro. Entro la metà di aprile sarà completato il monitoraggio dei restanti 6 ponti che ancora non sono stati oggetto di collaudo, dopodiché si deciderà gli interventi da effettuare per la loro messa in sicurezza. Resta da risolvere invece il problema che blocca il rifacimento dei 2 ponti già collaudati, quelli di Corso Italia e Viale Tappani, ovvero la nuova normativa che obbliga un innalzamento delle nuove strutture di 1,5 metri. La pratica è oggetto di trattativa al Ministero a Roma. Il bilancio di Santa Margherita Ligure tiene conto dei danni subiti dalla mareggiata, ma non prevede aumenti delle tariffe né tagli ai servizi. In Consiglio Comunale l'assessore Valerio Costa presenta le cifre: 40 i milioni di euro di danni, che considerano i lavori alla strada per Portofino e quelli alla diga del porto, alla parte pubblica del depuratore e, tra le altre cose, quelli ai giardini e alle spiagge. Nonostante questo, spiega Costa, non aumentano le imposte, anzi la Tari cala del 20%. L'unica variazione riguarda le tariffe portuali, un aumento condiviso, dice l'assessore, con gli operatori e gli utilizzatori dello scalo. Al porto intanto è in corso la seconda tranche di lavori finanziata dal provveditorato delle opere pubbliche. A marzo possiamo dire che la breccia è chiusa, la scogliera è stata ripristinata e in questo momento sta normando la ricostruzione del muro in cemento. È la cosa più importante perché è quella che ci consente di mettere in sicurezza la città di Santa Margherita e gli operatori portuali. Nel contempo si recuperano gli scogli per il ripristino della massicciata. Tutti gli interventi proseguono con un buon ritmo. Tra gli obiettivi c'è il recupero della funzionalità dell'area sino a Piazzale Rizzo affinché sia utilizzabile per l'estate. Fino a Piazzale Cagni adesso sono state ripristinate funzionalità dei servizi. Piazzale Cagni lo stiamo completando ed è previsto già anche l'installazione delle colonnine di allaccio degli ormeggi. Abbiamo passato già anche tutti gli impiantistica fino a Piazzale Rizzo, quindi come dire passo a passo, step by step, stiamo realizzando quanto necessario per arrivare alla bella stagione pronti. Per quanto riguarda le prenotazioni delle barche da ancorare qui al porto, sono buoni numeri? Sì, abbiamo cercato di coordinarci con la Marina Resort di Santa Margherita, la quale ha già sentito coloro che avevano gli abbonamenti, cioè gli stanziali nella nostra città, e data la carenza di ormeggi che ci saranno quest'estate nel Golfo Tigullio e in particolare sui transiti, abbiamo già delle percentuali di riempimento significative. Siamo così arrivati alla giornata di venerdì. Abbiamo parlato del parco di Portofino con la posizione della Regione che è contraria all'estensione dei confini una volta attuato il parco nazionale. E abbiamo affrontato anche il tema dei fondali che sono stati colpiti dalla mareggiata ma che sono rinati. In particolare l'occhio si è puntato sull'attività di diving e in questo caso vi parliamo anche del progetto della Regione di formare proprio un distretto della subacquea per quanto riguarda le coste della Liguria. Andremo poi a Cogorno perché sono state elaborate alcune soluzioni per affrontare il problema del traffico cittadino e poi venerdì è stato l'8 marzo, la giornata internazionale della donna e abbiamo affrontato il tema della conciliazione dei tempi di lavoro e quelli della famiglia parlando dell'esperienza della cooperativa Il Sentiero d'Arianna. Tutti questi i servizi li vediamo insieme.
Sì al Parco Nazionale di Portofino, no alla sua estensione al di fuori dei confini attuali. Ufficializza la sua posizione l'assessore regionale Stefano Mai e con la sua quella della Regione Liguria in questo dibattito che sta assumendo via via una connotazione sempre più politica. Dopo lo studio di ISPRA, commissionato dal Ministero dell'Ambiente, che ha inserito nell'area di interesse del parco tutta la zona compresa fra la parte più a levante di Genova e la collina delle Grazie, si è accesa la discussione sul territorio fra favorevoli, contrari e perplessi. La decisione finale va presa entro la fine del 2019. Noi abbiamo detto molto serenamente al Ministero dell'Ambiente che vogliamo assolutamente il Parco Nazionale, che il Parco Nazionale sui 3 comuni attuali poi dovrà lavorare in sinergia con i comuni limitrofi, quindi significa fare promozione e valorizzazione turistica anche nei comuni non facenti parte del Parco Nazionale, ma che comunque debba rimanere in quei confini, anche perché quando parliamo di parco si parla anche di molti vincoli, ma spesso questi vincoli si torcono contro il territorio, i sindaci, le imprese che ci sono sul territorio, l'espansione, l'agricoltura, la pesca, quindi non vogliamo mettere altri vincoli, è un territorio bellissimo che sta crescendo e ci sta dando grandi soddisfazioni. Il problema per la Regione è identitario ed economico. Per queste ragioni, secondo Mai, il perimetro del parco deve restare quello che è oggi. Io credo che il parco di Portofino sia nato intorno a un promontorio bellissimo che sicuramente è stato valorizzato molto negli anni, ma può essere fatto ancora molto altro, ma non debba essere snaturato e quindi non debbano essere annessi a questo parco nazionale comuni della Val Fontana Buona. Io non riesco a pensare che un nostro visitatore, un nostro turista vada a Tribogna per visitare il parco di Portofino. Secondo me questo è un controsenso assoluto. Se poi vogliamo anche pensare alla questione economica, che non è di poca rilevanza, noi attualmente al parco, come Regione Liguria, al parco di Portofino, eroghiamo 700.000 euro annuali, che una volta avvenuta la trasformazione a parco nazionale potranno diventare 1 milione subito, pronti via. Però negli anni potrebbero anche diventare, assottigliarsi. I comuni che già adesso stanno lavorando in condizioni molto particolari, con 700.000 euro, e sono in 3, arrivare ad un'estensione con 20 comuni con 1 milione di euro penso che non sia sostenibile. Come stanno i fondali dopo la mareggiata? I fondali di Portofino stanno molto bene, anzi sono stati ripuliti perché in questo periodo ci sono state alte temperature molto anomale, diciamo, nelle nostre acque, che hanno portato alla presenza di mucillagine, che sarebbe una specie di polvere marina, la quale si era tutta appiccicata agli scogli, alle spugne, alle gorgonie, ai coralli e di conseguenza rovinava a livello estetico, ma soffocava anche le piante. Questa mareggiata, diciamo, con le correnti ripulito tutto e ridato una sembianze migliori. Sicuramente ci sono dei cambiamenti, nel senso zone che magari erano prevalentemente sabbiose ora sono rocciose piuttosto che viceversa, ma è comunque sia un posto veramente bello. Arriva una proposta di mettere in rete tutte le varie realtà di diving del territorio. Nel nostro comprensorio, parliamo dell'area marina protetta di Portofino, quante realtà bene o male sono operative? A Santa Margherita troviamo esattamente 4 diving, tuttora aperti. Ne erano presenti 5 prima della mareggiata, ma con l'arrivo di questo fenomeno piuttosto catastrofico ne abbiamo perso 1. Che realtà sono queste che comunque hanno anche a cuore l'ambiente nel quale lavorano, i fondali marini, sono un bene da tutelare anche dal punto di vista turistico per il territorio? Questo sicuramente, noi comunque come Subacquei ci impegniamo molto a avere un ambiente pulito, un po' perché è il nostro posto di lavoro e un po' anche perché è quello che noi amiamo e che ci piace fare. Se un posto è bello e tenuto bene, oltre ad avere più turismo si vive anche molto meglio l'attività e noi abbiamo sul promontorio tantissime opportunità, è un posto veramente bello e nelle zone tenute molto bene, ovvero dalla punta del faro di Portofino fino a Punta Chiappa, c'è una differenza abissale confronto che la parte precedente, ovvero tra Santa Margherita e la punta di Portofino.
Una centralina semaforica di ultima generazione con sensori in grado di controllare le auto e regolare i tempi dei verdi e dei rossi per smaltire le code ai 2 incroci di Corso Risorgimento e una nuova rotatoria all'altezza del ponte di Caperana all'incrocio tra via 4 Novembre e via Matteotti. Sono le 2 soluzioni che nel breve periodo saranno adottate a Cogorno per una prima risposta all'annoso problema del traffico lungo la strada provinciale. Ad individuarle come migliore risposta ad un tema che va al di là della singola competenza del comune, uno studio affidato dalla stessa amministrazione ad una società di ingegneria che ha elaborato diverse proiezioni, utilizzando il risultato di un monitoraggio portato avanti in questi anni anche dalla città metropolitana. L'ipotesi che possiamo fare noi nel nostro piccolo, perché ripeto è una struttura viaria della città metropolitana e su cui occorre intervenire anche con la Regione Liguria, noi nel nostro piccolo cosa possiamo dire? Signori, al posto dei 2 semafori intelligenti metterne 2 molto più intelligenti con una centralina tale che tenga conto anche delle ore di punta del traffico, visto che questo è uno degli argomenti che stanno più a cuore delle persone, e una rotonda all'altezza della Basco che peraltro è già stata più o meno studiata. Il tema della viabilità del fondovalle è stato comunque affrontato anche nell'elaborazione del PUC in fase di approvazione, prendendo in considerazione il tipo di traffico che attraversa il comune di Cogorno utilizzando la provinciale e il forte insediamento abitativo lungo l'asse viario. Si è visto come l'ipotesi di altre 2 rotatorie al posto degli attuali impianti semaforici sia di fatto irrealizzabile. La città metropolitana con dei tecnici abilitati hanno detto che le rotonde qua nel fondovalle ipotizzate, professate da tante persone tecnicamente hanno delle criticità insormontabili, sia per la larghezza, perché i mezzi che passano da noi non sono solamente delle macchine, ma sono dei tir, perché siamo l'unica strada che porta verso l'entroterra dopo l'autostrada del Casello di Lavagna. E quindi in base al raggio sono delle rotonde che avrebbero delle dimensioni eccessive, ma soprattutto siamo in un centro abitato con molti innesti. Al Ministero eravamo presenti circa una 60ina di aziende e da parte del Ministro è arrivato questa proposta alle aziende di partire dai bisogni dei lavoratori, delle lavoratrici prevalentemente, per tutto quello che sono le esigenze per permettere alle donne, mamme, lavoratrici di rientrare al meglio al lavoro. C'erano anche i rappresentanti della cooperativa Il Sentiero di Arianna al tavolo di lavoro che il Ministero della Famiglia ha convocato a Roma per affrontare il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 2 i fronti sui quali si attendono a breve provvedimenti: la partecipazione ai nuovi bandi europei e il rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 53, che proprio l'8 marzo compie 19 anni. Un tema, quello della conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, da sempre al centro dell'attenzione della realtà che fa parte del gruppo Tassano, che in questi anni ha cercato di metterlo in pratica con azioni concrete. In occasione della giornata internazionale della donna, la cooperativa, nella quale lavorano 140 persone, l'85% delle quali sono donne, ha voluto aprirsi al territorio per dare visibilità a questo aspetto. Oggi, nelle aziende, conciliare le esigenze della vita, la nascita di un figlio o la cura di una persona malata con il proprio lavoro è possibile con strumenti concreti che vanno dal sostegno psicologico e di tutoraggio fino alla flessibilità di orario e il telelavoro. Avere la possibilità, ad esempio, di fruire di flessibilità di orario, di strumenti di lavoro a distanza come il telelavoro o di strumenti tecnologici anche all'avanguardia che possano proprio sostenere la persona nelle attività lavorative. Il fatto di beneficiare di un clima aziendale attento alle necessità delle persone e che quindi di fronte a ciò che la persona in quel momento sta vivendo, che può essere una cosa molto bella e positiva come la maternità o la paternità, oppure un bisogno di cura per una persona cara che sta vivendo, che ha un problema di salute. Ecco, che cosa l'azienda in termini organizzativi può fare per sostenere la persona durante questo periodo particolare della propria vita, senza fare sì che il problema o anche l'evento positivo come la maternità sia motivo di allontanamento dal lavoro.
Per la politica amministrativa Rapallo accoglie con soddisfazione l'approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo PUC, il piano urbanistico comunale, che andrà a sostituire quello varato nel 1986. E poi a Calvari ha fatto tappa il percorso di Liguria Crea Impresa, il contest che mira a individuare nuove idee imprenditoriali e per la Val Fontanabuona un'opportunità per i propri giovani di dare vita a idee magari rimaste ancora nel cassetto. Vediamo. È un PUC naturalmente molto utile per la nostra cittadinanza, utile per gli uffici, ma soprattutto è un PUC che ha una logica soprattutto di conservazione, questo è, e soprattutto anche di riqualificazione. Esprime la sua soddisfazione il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo PUC della città. Dopo la conclusione della procedura di VAS, la valutazione ambientale strategica, si conclude così l'attività istruttoria che consentirà al Comune di disporre, a distanza di oltre 30 anni dal piano regolatore del 1986, di un nuovo strumento per il governo del territorio. Un documento elaborato dal commissario ad acta Federico Marenco, sceso in campo per l'incompatibilità dell'attuale e del precedente Consiglio Comunale e che ha consegnato il nuovo PUC il 24 aprile dello scorso anno. Tante le novità contenute, tra cui lo svincolo degli alberghetti sul lungomare e la realizzazione di una strada che sostituirebbe quella del golf per alleggerire la viabilità del centro senza spostare le buche o aprire contenziosi. Noi siamo stati spettatori di tutto ciò, lo dobbiamo ancora vedere, se dico la verità, perché non avendolo fatto noi abbiamo un pochino sentito delle norme che hanno messo delle varie zone tipo San Michele di Pagana che è vincolata e di conseguenza il lungomare potrà essere ripreso, ma di interessante c'è un collegamento, se vuole dal punto di vista giornalistico, e per la città c'è un bel collegamento tra il golf e una strada sopra il golf che ti collega con Santa Margherita, c'è la possibilità della realizzazione che potrebbe essere un grosso vantaggio per la città. Il vecchio PUC risale all'amministrazione di Mauro Cordano del 1986, la prima che in modo concreto bloccò la dilagante cementificazione iniziata negli anni 60. L'ex sindaco accoglie positivamente il nuovo documento. Allora erano state grosse battaglie, compreso il fatto di bloccare completamente le costruzioni e così via. Oggi le linee sono tracciate, si tratta di migliorare il traffico, di cercare di fare qualcosa per i parcheggi, insomma diciamo le linee guida sono le solite e quindi bisogna seguire la strada che è stata seguita in questi anni, che ha dato anche buoni frutti, ecco. Creiamo questa occasione per i giovani proprio per poterli mettere in contatto col mondo, anche con qualche difficoltà ancora legata al nostro collegamento viario. Un'opportunità per i giovani e tutto il territorio della Val Fontanabuona. La partecipazione al concorso di idee Liguria Crea Imprese, la cui presentazione ha fatto tappa all'Ascito Cuneo di Calvari a San Colombano Certenoli, è senza dubbio una possibilità che viene data a chi ha un'idea nel cassetto e vuole adesso provare a svilupparla. Per farlo c'è tempo fino al prossimo 20 marzo. Le proposte imprenditoriali possono essere inviate a titolo completamente gratuito al portale www.liguriacreaimpresa.it. Sicuramente la Val Fontanabuona è ricca di realtà interessanti e siamo sicuri che in qualunque zona della Liguria, da qualunque zona della Liguria possano uscire progetti. Non si tratta di start-up, quindi con un progetto già in essere, si tratta di idee imprenditoriali, quindi perché no anche dalla Fontanabuona come da qualunque altro entroterra e altra vallata dell'entroterra ligure possono uscire progetti e idee imprenditoriali, quindi siamo venuti oggi qui ospiti per presentare l'iniziativa convinti che possano arrivare progetti interessanti magari per la categoria food e tourism, ma sicuramente non ci limitiamo alle possibilità di avere progetti anche nelle altre due categorie che sono ambiente e blue economy. All'incontro erano presenti i sindaci del territorio che adesso si faranno promotori dell'iniziativa ideata da YLab e promossa dall'associazione Tigullio Crea Impresa. Era doveroso perché è nell'interesse della Fontanabuona, quindi di noi sindaci ma soprattutto dei nostri cittadini, una grossa opportunità per chi avesse delle idee valide per portarle a concretizzarle anche ad alti livelli. Quindi è stato molto facile impegnarsi in questa cosa perché è una cosa che si promuoveva da sola.
Siamo arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. Il nostro approfondimento ora è dedicato al reddito e alla pensione di cittadinanza. Si sono aperti infatti i termini per poter presentare le domande, non mancano i dubbi e le perplessità. Ne abbiamo parlato con il responsabile della CISL del nostro comprensorio, ma siamo andati anche proprio il primo giorno a vedere gli utenti che si sono presentati o agli uffici postali o ai CAF per presentare appunto queste domande, e vedremo come è andata. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine dei prossimi servizi e l'appuntamento ritorna fra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Anche se il testo del provvedimento, se non ci saranno ulteriori modifiche, dovrebbe diventare legge dopo l'ultimo passaggio alla Camera, calendarizzato il prossimo 18 marzo, mancano poche ore all'avvio delle procedure per la presentazione delle domande per accedere al reddito di cittadinanza. Il 6 marzo, mercoledì, la richiesta per ottenere il sussidio potrà essere fatta online sul sito ufficiale www.redditodicittadinanza.gov.it con autenticazione digitale SPID, oppure presentando fisicamente la domanda tramite gli sportelli delle poste o gli uffici dei CAF convenzionati. In mano occorrerà già essersi procurati la documentazione dell'ISEE e la residenza. Può accedere al reddito di cittadinanza le famiglie con persone disoccupate sino a un reddito massimo di 9.300 euro all'anno e un solo appartamento di proprietà. Il reddito va da 780 euro un minimo fino a un massimo di 1.330 euro per famiglie numerose con 3 figli a carico. Dal 27 di aprile i beneficiari individuati dall'INPS, ente che gestirà le pratiche, riceveranno sulla carta prepagata la somma spettante che dovrà essere spesa nella sua totalità entro la fine del mese successivo. Nel contempo però inizierà il percorso di ricerca del lavoro attraverso i centri per l'impiego. In queste ultime ore sono state definite alcune procedure che interessano direttamente i CAF. Diciamo che sull'iter della pratica si è fatta chiarezza. Il problema è che non è ancora legge dello Stato, quindi ci sono anche dei pareri di persone, di giuristi che dicono che è anticostituzionale questo provvedimento, e inoltre il governo deve attuare anche ancora una parte del provvedimento. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che il reddito di cittadinanza può essere cumulato con l'indennità di disoccupazione con la NASPI, cioè se una persona è stata licenziata dal datore di lavoro e prende la NASPI, contemporaneamente può chiedere anche il reddito di cittadinanza. Partirà anche un processo per cercare di trovare un'occupazione al soggetto che è beneficiario del reddito di cittadinanza. In che modo? Sì, esatto. La persona a cui viene il nucleo familiare, comunque il disoccupato a cui viene concesso il reddito di cittadinanza, poi verrà chiamato dal centro per l'impiego e dovrà col centro per l'impiego firmare un patto che dovrebbe prevedere, usiamo il condizionale perché la cosa non è ancora chiarita del tutto, dovrebbe prevedere un percorso di formazione e 8 ore la settimana per la persona disoccupata nei lavori socialmente utili che dovrebbero essere organizzati dai comuni. Ci saranno anche dei controlli per verificare che le risorse erogate siano effettivamente usate per quello che servono? Beh, su questo punto qua non c'è ancora chiarezza, nel senso che in teoria, perché è intervenuto anche il garante della privacy, facendo notare che non si può sindacare su come le persone spendono i soldi, quindi da questo punto di vista la cosa non è chiarissima. La cosa comunque che è certa è che i soldi devono essere spesi entro la fine del mese. Esiste anche la pensione di cittadinanza. La pensione di cittadinanza può essere richiesta anche tramite i patronati alle persone che vivono in casa sole e che hanno oltre 67 anni di età. Ci sono dei requisiti particolari per ottenerla? Beh, devono essere persone sopra i 67 anni di età, i nuclei familiari non devono essere più di 2 persone e ovviamente anche loro devono presentare l'ISEE che non può essere superiore ai 9.300 euro. In questo caso cambiano i soggetti a cui presentare la domanda? Sì, i soggetti rimangono le poste e anziché i CAF i patronati.
Funziona tutto bene? Tanta coda? No, non c'era nessuno, è tutto a posto. Quindi gli sportelli ha trovato tutte le informazioni che le servivano? Sì. Una partenza soft, insomma. Direi di sì. Ha trovato un buon servizio stamattina? C'era tanta... Sì. C'era tanta coda? Abbastanza. Come valuta questa misura? Secondo lei è una cosa efficace che è stata studiata o no? Credo che lascerà il tempo che trova. Coda tanta? Coda, sì, tanta coda. Però procedure semplici. Sì, semplici. Come valuta questa misura? Secondo lei sarà una cosa efficace? È una cosa efficace che funziona, che siamo tanto contenti. Quindi pensa che possa essere una cosa positiva per l'Italia? Una cosa positiva, sì. Io ho molti dubbi, però anche perché stanno chiedendo redditi di cittadinanza a persone che sono già seguite in altri modi, quindi non so quanto la duplicazione degli aiuti possa servire. Quindi bisogna vedere se la misura sarà efficace. Secondo me sì, perché ci saranno molti problemi, secondo me, da quello che si vede e da chi richiede le domande. Vedremo. Hai trovato coda stamattina? Abbastanza, però no, sono stati abbastanza rapidi. Io poi non ero per reddito di cittadinanza né nulla, quindi... Secondo te è una cosa efficace? Ma secondo me sì, secondo me è giusta e appoggio quest'idea qua, secondo me è giusta, sì, la vedo una cosa utile e secondo me giusta, così sì. Secondo me ci sono delle cose da rivedere, in quanto se già una persona in difficoltà economica viene offerto comunque un impiego a 250 km di distanza sul livello nazionale, se questa persona già non ha le possibilità di trasferirsi e doversi cercare un alloggio, pagare la cauzione, c'è già qualcosa che non quadra. Mi sembra un provvedimento comunque utile questo del governo? Se lo fanno sì. C'è ancora un po' di dubbio? Io sì, personalmente sì. Siamo a reddito zero, non sappiamo come mangiare. Cioè, io ho letto l'opuscolo, cioè tu devi spenderli tutti questi soldi, cioè roba da mangiare, bollette, medicinali, eccetera, eccetera. Però se a uno ci manca un paio di scarpe, visto che poi sarebbe tutta una cosa comandata dalla posta, no? Se ho ben capito. Diciamo che c'è ancora un po' da chiarire alcuni aspetti. C'è da chiarire ancora alcuni aspetti.